Siamo ancora alla 10ª giornata, ma è già tempo di scontro per la sopravvivenza. Si affrontano all'Ilardo di Lascari, Lascari Cefalù e Accademia Trapani, padroni di casa, alla seconda gara con Palazzo in panchina ospiti, che ritrovano alla guida tecnica mister Amoroso al posto del dimissionario Melillo. E con le immagini prodotte da Pietro Piazza entriamo subito nel vivo del gioco. Quinto minuto, cross di Maniscalchi, tocco con un braccio, il direttore di gara non ha dubbi e assegna calcio di rigore ai padroni di casa dal dischetto. Al sesto minuto non può che presentarsi il capitano Peppe Fazio, il quale batte Mistretta, trova l'1-0, sbloccano subito la partita i padroni di casa guidati da Raffaele Palazzo. E ancora in gol, ancora dal dischetto Peppe Fazio, minuto 17, Accademia che si affaccia per la prima volta in avanti. C'è questo contatto tra Ventura e Secan per il direttore di gara, punibile con l'ammonizione per simulazione da parte dell'attaccante ospite. Qui la sponda di Campanella, un altro tocco forse con un braccio da parte di uno dei due centrali del Lascari Cefalù, direttore di gara che lascia scorrere, non assegna calcio di rigore. Poi da questo lancio effettuato da Cammareri la palla arriva a Secan, bravissimo Crisafulli che poi è eccezionale anche sulla ribattuta su Comaci. L'azione prosegue, ancora Secan, forse cade sul pallone con un braccio, l'azione che si sviluppa dall'altra parte. Secan col tocco risolutivo e la rete dell'1-1, minuto 33, torna al gol l'attaccante africano, che dunque regala un pareggio importantissimo ai suoi. Poi calcio di punizione di Campanella, la palla che spiove, minuto 35, conclusione che si perde fuori da parte di De Castro, ma al minuto 43 c'è questa palla filtrante bellissima per Secan che controlla a seguire, viene steso da Crisafulli. Il direttore di gara anche questa volta non ha dubbi, secondo rigore di giornata, il primo ma non sarà l'ultimo per l'Accademia Trapani. Il replay parla chiaro e allora la rincorsa di Mario Secan intuisce ma non arriva Crisafulli. Non è solo ritorno al gol, ma è anche doppietta per l'ex attaccante di Misilmeri Unitas Sciacca, che poco prima dell'intervallo regala i suoi il vantaggio. Ma attenzione a questa azione da parte di Barraco in apertura di ripresa, dribbling ubriacante, sinistro al fulmicotone, ancora battuto Crisafulli. L'esultanza di gioia e di rabbia da parte di Francesco Barraco, che al terzo della ripresa porta i suoi sul 3-1. Poi dall'altra parte punizione di Maniscalchi che non trova la porta, ed è uno dei pochi tentativi da parte delle Lascari che nel secondo tempo ci prova con veemenza ma senza lucidità. Qui Corda apparecchia per Morana, la palla sorvola la traversa da buona posizione Morana, dall'altra parte è entrato Guaiana che dopo un recupero palla di un compagno cerca la porta con il destro, non ci va tanto lontano. Poi nei minuti finali, in pieno recupero direttamente dal lancio del portiere, Secan fugge alla marcatura di Arena, viene steso in area, terzo calcio di rigore della partita, minuto 96, dal dischetto si presenta proprio Guaiana che questa volta spiazza Crisafulli, regala il poker e soprattutto il ritorno alla vittoria per l'Accademia Trapani nello scontro diretto contro il Lascari Cefalù. Da Sportisidi è tutto, alla prossima!